Autunno, tempo di assestamento di bilancio e con il Covid non manca la necessità di accorrere in supporto di uno o di un altro settore della pubblica amministrazione. Così la Giunta di Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza, ha approntato una manovra da 1.100.000 euro, di cui oltre 700.000 vanno per aiuti post-Covid. Mettiamo quasi 400.000 euro nel settore delle mense e questo è un settore che maggiormente ha sofferto per le difficoltà Covid. Un aiuto che va a coprire tutte quelle prescrizioni dettate dalla pandemia che sarebbero state a carico delle famiglie, aumentando il peso economico della retta della mensa. Stanziamenti sono andati anche in supporto della cultura e dell'emergenza freddo. Per le associazioni sportive 80.000 euro, anche questo in aiuto periodo Covid alla loro ripartenza, per far sì che non ci sia un aumento delle quote sportive a carico delle famiglie, ma in questo caso il Comune compartecipa. Con uno stanziamento di 20.000 euro si sostiene il passaggio del Giro ciclistico del Veneto per il centro storico e Monteberico di mercoledì 13 ottobre, un'occasione per veicolare l'immagine di Vicenza tra i moltissimi appassionati di questo sport. Nel documento compaiono per la prima volta anche le entrate che il Comune stima di poter ottenere dallo Stato nell'ambito del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, macroambiti su cui l'amministrazione intende investire, la digitalizzazione e sicurezza informativa dei servizi istituzionali e l'innovazione tecnologica per i servizi culturali e turistici. Operazione contabile che va di pari passo con la progettazione degli interventi, creando le condizioni per recepire velocemente i fondi non appena saranno disponibili. Infine, attraverso il bilancio ordinario si va a sostenere la vocazione culturale e turistica di Vicenza, promuovendo il percorso di candidatura a Capitale della Cultura 2024 e facendo fronte alle spese di riapertura delle gallerie di Palazzo Thiene.